Ucciso 24enne in piazza Progresso a Raffadali, il killer è il padre, un poliziotto in servizio a Catania. Il quartiere agrigentino non si sente al sicuro e scrive una lettera al prefetto. Dati in calo, cresce la crisi, agli esami di Stato previsti 2 iscritti, si dimette il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Ribera. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Omicidio in piazza Progresso, in pieno centro a Raffadali, per terra 9 bossoli di una pistola. Poco dopo le 11 un ragazzo di 24 anni, Vincenzo Gabriele Rampello, è stato freddato in pieno centro sotto le telecamere di sicurezza 24 ore su 24 installate dall'amministrazione comunale, che hanno ripreso la scena. I carabinieri si sono messi subito sulle tracce dell'assassino e pochi minuti dopo è arrivata una drammatica svolta. L'uomo fermato per l'omicidio è il padre del giovane, Gaetano Rampello, un poliziotto in servizio al reparto mobile di Catania. Gaetano Rampello stava prendendo un autobus, nello zaino aveva la pistola d'ordinanza. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, il magistrato di turno e il medico legale Alberto Alongi. Secondo una prima ricostruzione, i colpi sarebbero stati esplosi a distanza ravvicinata. Tra i due vi sarebbe stata una nuova, forse l'ennesima discussione. E ad un certo punto il poliziotto ha estratto la pistola d'ordinanza e ha iniziato a fare fuoco, uccidendo il figlio. Le telecamere di fatto hanno ripreso ogni cosa. L'assassino è poi scappato. Sul posto si sono precipitati tutti i carabinieri della stazione di Raffadali e sono accorsi anche tutte le pattuglie dell'Arma del comando provinciale. I carabinieri sono riusciti in maniera fulminea a stringere il cerchio su cosa sia effettivamente accaduto. Il ragazzo, a quanto pare, non stava bene, aveva dei problemi psicologici. Gli abitanti del quartiere Fontanelle di Agrigento scrivono una lettera al prefetto. Scopriamo perché nel servizio di Eugenio Cairone. Fontanelle non ci sta a subire l'abbandono che agevola i delinquenti. Ieri, dopo l'ennesimo furto, avevamo auspicato un intervento del comitato di quartiere, una voce ufficiale per denunciare la situazione e chiedere idonee soluzioni. Ebbene, la risposta non si è fatta attendere. Questa mattina, infatti, il comitato Fontanelle Insieme ha esposto al prefetto di Agrigento con una lettera quello che è il nuovo disagio per gli abitanti di Fontanelle, dopo che i soliti ignoti hanno avuto il coraggio di agire in pieno giorno, forse sapendo di poterlo fare, perché nessuno li avrebbe contrastati, neppure i cittadini, lontani da quella doverosa collaborazione con le forze dell'ordine che continua a mancare a spese di tutti. Da Fontanelle, grazie anche al comitato di quartiere che ha avuto la sensibilità di muoversi subito, è partito alla volta della prefettura di Agrigento l'invito a dare delle risposte immediate e concrete per la lotta al crimine che sta facendo vivere nella paura un'intera popolazione che vuole invece poter vivere in un quartiere civile dove la presenza dello Stato deve essere costante e farsi sentire. Fontanelle, scrive il comitato al prefetto, per molti anni è stato un quartiere relativamente tranquillo, ma negli ultimi tempi sono aumentati gli episodi di criminalità, lasciando una forte sensazione di insicurezza. Alla dottoressa Cocciufa viene chiesto un maggiore impiego delle forze dell'ordine e anche della polizia municipale per la prevenzione e la repressione del fenomeno. Il comitato si è messo a disposizione del prefetto offrendo la propria collaborazione al fine di arrivare a sconfiggere l'odioso fenomeno dei furti e superare lo stato di abbandono anche dal punto di vista della sicurezza. E a proposito di sicurezza, il comitato di Fontanelle punta il dito sulla necessità della videosorveglianza, uno strumento sicuramente utile per smascherare finalmente gli autori dei reati.
La Guardia di Finanza, durante un pattugliamento aereo, ha scoperto una piantagione di marijuana in un appezzamento di terreno nella zona agricola tra Monreale e San Giuseppe Jato. Sono state sequestrate circa 1000 piante per un peso complessivo di 65 kg. Al momento del blitz nel terreno è stato sorpreso un uomo intento ad irrigare le coltivazioni. A domanda ha risposto: tutto è regolare perché si tratta di marijuana light a fine cosmetico. I finanzieri però non hanno trovato nessuna relativa documentazione. Inoltre le fiamme gialle hanno sequestrato anche 12 involucri di plastica con dentro dei fiori di marijuana, circa 6 kg complessivi e contanti per 8.700 euro. L'uomo è stato arrestato. Truffe alle banche, 5 arresti nel Palermitano. L'operazione dei carabinieri ha riscontrato finanziamenti con documenti falsi. I dettagli nel servizio. Avrebbero falsificato carte spacciandosi per facoltosi ex professionisti ormai in pensione, così da poter ottenere dalle banche finanziamenti per decine di migliaia di euro per acquistare anche macchine che poi avrebbero rivenduto. Tutto grazie alla complicità di un dipendente dell'ufficio anagrafe del comune di Palermo e di un funzionario regionale che lavora al Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, che avrebbe retto il gioco in caso di controlli. I carabinieri della compagnia di Bagheria hanno arrestato 5 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata alle truffe e sostituzione di persona, fabbricazione di documenti falsi, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e accesso abusivo ad un sistema informatico. In carcere finiscono Rosario Di Fatta, 56 anni, Stefano Ganci, 53 anni, Saverio Giunta, 66 anni, Lorenzo Motisi, 44 anni, funzionario regionale, Salvatore Randazzo, 58 anni, impiegato comunale. Le indagini coordinate dalla procura e culminate nell'ordinanza del GIP sono state condotte tra dicembre 2019 e l'agosto del 2020. Secondo quanto ricostruito, sarebbero 18 le truffe commesse dall'organizzazione, che nel giro di quasi un anno sarebbe riuscita a tirare su circa $500.000 di euro. Il meccanismo escogitato e contestato sarebbe abbastanza semplice: il dipendente comunale, dietro il pagamento di una somma, sarebbe entrato nei sistemi informatici dell'anagrafe per fornire i nominativi per la sostituzione di persona e i numeri dei documenti d'identità. A quel punto gli indagati avrebbero avviato le pratiche chiedendo finanziamenti dai 12.000 agli 80.000 euro alle banche, oppure acquistando auto che poi avrebbero rivenduto, generando ulteriori profitti, lasciando praticamente le vittime all'oscuro di tutto. Solo allora, in caso di ipotetiche verifiche da parte dell'istituto di credito, sarebbe entrato in gioco il funzionario del Dipartimento dello Sviluppo Rurale, che avrebbe messo a disposizione l'utenza telefonica del suo ufficio per assicurare, così si legge nella nota, che i richiedenti fossero dipendenti regionali. Risultano indagate in stato di libertà, prosegue ancora la nota del comando provinciale, anche altre 7 persone che avrebbero prestato la propria fotografia per la materiale fabbricazione di documenti falsificati poi utilizzati nelle varie fasi delle truffe. Mentre per loro il giudice per le indagini preliminari non ha disposto alcuna misura cautelare, gli altri 5 sono stati accompagnati in carcere e ci resteranno almeno sino all'interrogatorio di garanzia. La polizia, dopo 4 mesi di indagini serrate, ha arrestato 3 persone che il 24 settembre scorso allo Zen di Palermo avrebbero assaltato armati un furgone carico di sigarette con a bordo i vigilanti della Sodim SRL, azienda specializzata nel trasporto e nella consegna di tabacchi lavorati. Il colpo avvenne in via Luigi Einaudi, vicino ad una rivendita tabacchi, dove era destinato il carico. Con una pistola in pugno i rapinatori rubarono 15 cartoni per un importo di 25.000 euro. Gli agenti della squadra mobile hanno setacciato i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza della zona, determinanti al fine di individuare i 3. Il reparto di malattie infettive all'ospedale di Ribera è adesso alla ricerca di un primario, perché da ieri l'infettivologo Fabrizio Pulvirenti, che ha diretto il reparto finora, si è dimesso dall'incarico con una lettera inviata alla direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento, pubblicata sul relativo albo pretorio.
Nella missiva non sono spiegate delle specifiche motivazioni. Il reparto malattie infettive è fondamentale non solo nell'ambito della pandemia Covid, ma anche nel fronteggiare le infezioni, spesso importante nel continente africano. Sono 3.328 i nuovi casi Covid-19 registrati a fronte di 21.906 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività sale al 15,1%, mentre la giornata di ieri era al 14,7%. La Sicilia è all'8° posto per contagi, gli attuali positivi sono 244.960 con un aumento di 2.516 casi. I guariti risultano 1.054, mentre le vittime sono 29, portando il totale dei decessi a 8.527. Sul fronte ospedaliero sono 1.637 ricoverati, con 27 casi in più a ieri in terapia intensiva. Sono 141, un caso in più rispetto alla volta precedente. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo con 712 casi, Catania 806, Messina 791, Siracusa 224, Trapani 245, Ragusa 345, Enna 64, Caltanissetta 248, Agrigento 164. E intanto il bollettino dell'ASP dà 345 nuovi casi, 5 ricoveri e un morto. Nel report anche 86 guariti. La vittima è di Sciacca, la 35esima dall'inizio della pandemia, la 433esima in tutta la provincia, aumentando di 2 unità le presenze nei reparti ordinari stabiliti le terapie intensive. Gli agrigentini attualmente ospedalizzati, secondo i dati riportati dall'ASP, sono 60, meno 2, in degenza ordinaria subintensiva 50, più 2. In 24, il dato risulta invariato, si trovano a Fratelli Parlapiano di Ribera e in 25, più 2, a San Giovanni di Dio di Agrigento. Sono 7 stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 3 al presidio ospedaliero riberese, meno 1, e 4 a San Giovanni di Dio, più 1. 3 persone si trovano in strutture low care, una al Covid Hotel di Sciacca, una al Covid Hotel di Ribera e in un'altra struttura fuori provincia. Sono 13, il dato è invariato, i pazienti ricoverati negli ospedali agrigentini ma non residenti in provincia e che pertanto non sono inclusi nel totale. Altri 73 milioni di euro per finanziare imprese e liberi professionisti che hanno subito conseguenze economiche a causa della pandemia. Il governo Musumeci mette in campo una nuova misura per sostenere la capacità finanziaria e gli investimenti di aziende e partite IVA. Da oggi e sino al prossimo 3 marzo, sulla piattaforma digitale dell'IRFIS Finsicilia SpA si possono presentare le istanze così come previsto dall'avviso dall'assessorato regionale all'economia per finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici e liberi professionisti iscritti agli ordini professionali e titolari di partita IVA. I destinatari del bando a valere sui fondi POFESR Sicilia 2014-2020 possono richiedere finanziamenti agevolati da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 25.000 euro, anche nel caso in cui abbiano già beneficiato degli aiuti concessi dallo Stato come previsto dalla legge regionale 9/2020. Non verrà effettuata alcuna valutazione del merito creditizio del richiedente né è richiesta alcuna garanzia. Mettiamo in campo ulteriori risorse, sottolinea il presidente della regione Nello Musumeci, perché siamo convinti che il nostro tessuto economico vada aiutato a uscire dalle difficoltà dovute all'emergenza sanitaria. Abbiamo fatto una precisa scelta di campo: aiutare le piccole e medie imprese, i professionisti a investire e rilanciarsi, facilitando l'accesso al credito con modalità automatiche meno stringenti ma non meno attente di quelle imposte dal sistema bancario. Allo stesso modo e grazie alla logica del credito agevolato impieghiamo, conclude Musumeci, le disponibilità finanziarie destinandole agli operatori che scommettono sulle rispettive attività affinché alimentino una vera crescita.
L'avviso si rivolge ai professionisti, piccole e medie imprese, microimprese siciliane che nel 2020 abbiano registrato una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. Per essere ammessi a finanziamento è necessario aver avviato l'attività prima del 31 dicembre 2018 e non avere fatturato nel 2020 più di 80.000 euro se liberi professionisti o 500.000 euro se imprese. I finanziamenti concessi dovranno essere rimborsati in 4 anni senza interessi. Il primo pagamento si potrà effettuare entro 2 anni dalla fruizione del contributo. Per ogni finanziamento è possibile richiedere un contributo a fondo perduto di massimo 5.000 euro a copertura delle spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro o di produzione alle normative anti-Covid già sostenute tra il 12 marzo del 2020 e il giorno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso. La campagna vaccinale anti-Covid a Real Monte segna un ottimo traguardo. Vediamo. Domenica 23 e lunedì 24 a Real Monte si sono tenute 2 giornate vaccinali. Il risultato conseguito ci lascia molto soddisfatti perché ben 465 persone hanno ricevuto il vaccino. Sono state somministrate terze dosi, seconde dosi e anche un consistente numero di prime dosi. Ringraziamo per questa tornata vaccinale ancora una volta l'amministrazione di Real Monte, il sindaco Sabrina Lattuca, l'ASP di Agrigento che ha messo in campo veramente un grosso numero di persone per eseguire queste vaccinazioni. Quindi ringraziamo i medici, gli infermieri e gli operatori amministrativi. Ringraziamo anche i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri di Real Monte e l'ufficio di protezione civile di Real Monte con il personale che si è dato molto da fare e che ha agito in perfetta sinergia con il personale dell'ASP. Ovviamente contiamo in futuro di organizzare altre giornate vaccinali e quindi di questo vi daremo notizia con ulteriori, con futuri avvisi. Continua l'aumento dei prezzi delle materie prime. Allarme rincaro. Vediamo. Non bastava la pandemia, si stava cercando di alzare un po' la testa e invece arriva questa ondata di aumenti, di rincari su tutte le materie prime, quindi sicuramente andrà a ricadere in maniera pesante sia sulle attività commerciali che saranno costrette a aumentare un po' i prezzi, ma anche sulle famiglie. Questo è un circolo vizioso perché aumenta il costo di produzione, aumenta poi il costo dei prodotti e dunque le famiglie hanno maggiori spese da sostenere. Un'economia che in una fase di ripresa dovrebbe essere sostenuta rischia di essere ulteriormente bloccata. Sì, ha detto bene, in un momento dove le famiglie già c'è un potere d'acquisto basso, sostenere spese più alte sicuramente sta creando un circolo molto vizioso. Noi in questo momento abbiamo visto un Natale che non è andato bene in generale, abbiamo visto annullare molte vacanze, abbiamo visto annullare veglioni di fine anno. Nel settore della moda anche lì non è andato bene il Natale, che è un momento storicamente che si aspetta il Natale, quindi per fare anche cassa in alcuni settori, e anche i saldi nella moda non sono andati bene. A livello nazionale noi abbiamo 3 tavoli aperti in questo momento, anche con le altre confederazioni ovviamente, perché si fa rete per portare i risultati a casa. Per quanto riguarda l'aspetto delle cartelle si sta studiando, si sta proponendo un modo come sanare questa situazione e fare uscire le aziende dalla pandemia. Abbiamo chiesto la cassa integrazione, in parte è stata concessa, si sta trattando per allargarla nuovamente ad altri settori, ma fondamentalmente lo Stato deve creare un paracadute tutto per evitare questo aumento dei prezzi. Facciamo un riferimento Presidente a livello locale perché certamente la situazione messinese è di per sé ancora più complessa per determinate questioni problematiche che si trascinano da anni anche e soprattutto nel settore del commercio. Ecco, tutto ciò come può ulteriormente incidere? Allora, il Sud sicuramente è da sempre un po' il fanalino di coda della nostra nazione. All'interno del Sud Messina rappresenta un ulteriore fanalino di coda.
In questo momento non ci sono vie d'uscita. L'uscita anche qui a livello regionale e a livello locale, si deve capire come può intervenire la regione, cosa può fare, perché in questo momento la regione ha messo a disposizione che cosa? Dei fondi che uno può avere, quindi può avere dei soldi a tasso zero, ma sono sempre dei prestiti, quindi tu stai indebitando ulteriormente l'azienda e più la indebiti fino a quando poi non riuscirai più a pagare nulla. A livello locale, anche qui con l'amministrazione comunale, si deve capire come può nei vari settori aiutare le aziende, dall'occupazione suolo, dallo sgravo della Tari, cioè tutto quello che è locale, come capire come anche lì non rimandare, perché stiamo rimandando una debacle. Il problema ormai è arrivato il momento di risolverlo alla radice, quindi si deve trovare un modo per chiudere questi 2 anni di pandemia che hanno praticamente affossato le nostre aziende. Ed a proposito del Comune, la PMI Card che era stata promessa quale forma di sostegno alle attività economiche, avete avuto riscontro? La prima tranche è stata pagata, i famosi 3.000 euro, poi c'era il discorso del Natale che doveva diventare un momento di aggregazione, come sappiamo tutti è saltato per motivi non dipendenti dall'amministrazione o da noi associazioni, e quindi anche lì si sta cercando di trovare nuove risorse per rifinanziare la PMI Card. Maturità 2022, pronta l'ordinanza, tornano 2 prove scritte. La prova scritta di italiano vedrà 7 tracce di 3 tipologie diverse, mentre la seconda potrà variare da scuola a scuola. Arturo Cantella. Sono pronte le ordinanze che definiscono l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di Stato per l'anno 2022 del primo e del secondo ciclo di istruzione. A comunicarlo il ministro Patrizio Bianchi, che le ha inviate oggi al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il previsto parere. Le prove scritte si svolgeranno in presenza per il solo colloquio sia nel primo che nel secondo ciclo. È prevista anche la possibilità della videoconferenza per quei candidati impossibilitati a lasciare il loro domicilio, condizione che andrà comunque documentata. L'esame del primo ciclo sono previste 2 prove scritte, una di italiano e una relativa alle competenze logico-matematiche e un colloquio nel corso del quale saranno accertate le competenze relative alla lingua inglese, alla seconda lingua comunitaria e all'insegnamento dell'educazione civica. La votazione finale resterà in decimi, si potrà ottenere la lode con delibera all'unanimità della Commissione. Per quanto riguarda l'ammissione all'esame, la partecipazione alle prove nazionali invalsi, che comunque si terranno, non sarà requisito di accesso. L'esame si svolgerà in presenza nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno del 2022. Per l'esame del secondo ciclo l'ordinanza prevede che l'esame sia costituito da una prova scritta di italiano, da una seconda prova sulle discipline di indirizzo predisposta dalle singole commissioni d'esame e da un colloquio. La seconda sessione avrà inizio il 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta di italiano che sarà predisposta su base nazionale. La prova proporrà 7 tracce con 3 diverse tipologie: analisi, interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità. Il 23 giugno si proseguirà quindi con la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che avrà per oggetto una sola disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studio. Le discipline saranno comunicate al termine dell'iter formale delle ordinanze. La seconda prova sarà predisposta dalle singole commissioni di esame per consentire una maggiore aderenza a quanto effettivamente svolto dalla classe, tenendo anche conto del percorso svolto dagli studenti negli anni che hanno caratterizzato la pandemia. Quindi un colloquio si aprirà con l'analisi di un materiale scelto dalla Commissione, che sarà sottoposto al candidato. Nel corso del colloquio lo stesso candidato dovrà dimostrare di aver acquisito i contenuti, i metodi propri delle singole discipline e avere maturato le competenze di educazione civica. Entro il 15 maggio del 2022 il Consiglio di classe elaborerà il documento con il percorso formativo fatto dagli studenti, gli strumenti di valutazione utilizzati e gli obiettivi raggiunti, ponendo attenzione all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. La valutazione finale resta in centesimi, il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 40 punti.
Le prove scritte peseranno fino a 40 punti, il colloquio fino a 20, si potrà quindi ottenere la lode con la delibera all'unanimità della Commissione. La partecipazione alle prove nazionali invalse, che pure saranno svolte, lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento non costituiranno requisito di accesso alle prove. Il GUP del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, ha disposto con un'ordinanza letta ieri in aula la riformulazione delle accuse ritenute troppo generiche per decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio nell'ambito dell'udienza preliminare sull'inchiesta Diplomat, che ipotizza un giro di diplomi e titoli di studio facili ottenuti grazie a falsificazioni e alterazioni di percorsi scolastici mai avvenuti. Il sostituto procuratore Paola Vetro avrà dunque un mese di tempo per specificare meglio i capi di imputazione contestati. L'accusa chiede il rinvio a giudizio nei confronti di 105 tra persone fisiche e giuridiche. Tra i promotori della presunta organizzazione c'è anche l'ex deputato regionale Gaetano Cani, al quale furono sequestrati circa 300.000 euro in contanti durante le prime battute delle indagini, nascosti in una scatola di scarpe. Sotto la lente degli inquirenti agrigentini sono finiti alcuni istituti scolastici di Canicattì, Licata e Acireale. Nei giorni scorsi il vicepresidente provinciale di Codacons, Giuseppe Di Rosa, ha più volte puntato il dito contro la gestione di alcuni fondi con cui il comune di Agrigento ha acquistato dei SUV. Adesso si accoda anche il deputato regionale Carmelo Pullara. Vediamo. Giovedì mattina nella scorsa settimana abbiamo udito il Codacons di Agrigento, che ha evidenziato possibili profili di illegittimità sulla gestione delle risorse del distretto sociosanitario di cui è capofila il comune di Agrigento. Le risposte del comune su tali atti illegittimi sono apparse in chiaro contrasto con il regolamento di funzionamento e ci sono sembrate alquanto, per così dire, particolari. Ad affermarlo in un comunicato stampa il deputato regionale della Lega, nonché presidente della commissione speciale all'ARS, onorevole Carmelo Pullara. L'onorevole Pullara continua: c'è stata data una risposta che è prassi violare il regolamento e che, essendo tali violazioni non sollevate da nessuno, di fatto sono sanate. Ciò ci ha visti costretti a chiedere ufficialmente all'assessorato alla famiglia un'attività ispettiva, tenuta conto che si tratta di servizi sensibili e le risorse gestite sono ingenti. In effetti, nella trasmissione Striscia la Notizia è stata portata a conoscenza dell'opinione pubblica, continua Pullara, la vicenda che riguarda l'acquisto di SUV per servizi ai disabili sempre presso il comune di Agrigento. I fondi destinati ai servizi socioeducativi che lo Stato ha stanziato anche per il comune di Agrigento e già disponibili dalla scorsa estate sono stati spesi per acquistare 4 SUV. La cosa allarmante, continua Pullara, in questo caso è stata la risposta, per così dire, di sorpresa. È pronta la bocciatura del rimborso da parte del Ministero. Ebbene, i 2 episodi sono certamente un campanello di allarme che abbiamo suonato al competente assessorato, che dovrà avviare l'ispezione. Rimarremo vigili, conclude l'onorevole Pullara, in attesa delle risultanze, perché i soldi pubblici, ma soprattutto quelli destinati in favore dei fragili e dei deboli, non possono essere gestiti per prassi in violazione di atti di regolamento, ovvero ritenuti sanati, poiché nessuno si lamenta onestamente sia su una visione del diritto che ci pare alquanto discutibile ed elastica fino al punto di spezzarsi. Paura per una fuga di gas dalle condotte di metano che si è registrata nel pomeriggio di ieri a Casteltermini, in via Santa Elisabetta d'Ungheria. A lanciare l'allarme al comando della polizia locale è stato un residente della zona che ha percepito odore di gas all'esterno della propria abitazione. Sul posto, oltre ad una squadra dei vigili del fuoco, i tecnici dell'Enel Distribuzione per la disattivazione della rete elettrica nella zona che poteva essere causa di innesco, e il gestore della rete del gas di AICA ha considerato che la fuga stava interessando parte della rete fognaria in prossimità della perdita. Gli operai, individuato il punto di rottura della condotta, oltre a isolare la zona, si sono messi subito al lavoro per riparare la condotta, lavori che si sono conclusi in tarda serata. È stato prorogato fino al prossimo 17 febbraio il termine per chiedere di essere iscritti nei nuovi elenchi di esperti per le commissioni giudicatrici dei concorsi della Regione, degli enti locali e delle società partecipate. Il nostro direttore Arturo Cantella.
Ci sarà tempo fino al prossimo 17 febbraio per chiedere di essere inclusi nei nuovi elenchi di esperti per le commissioni giudicatrici dei concorsi della Regione, degli enti locali e della società partecipate. Questo quanto stabilisce l'avviso dell'assessorato regionale della funzione pubblica e delle autonomie locali, pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana lo scorso 17 dicembre. Dopo 10 anni, sottolinea l'assessore alla funzione pubblica all'agrigentino Marco Zambuto, il governo Musumeci ha avviato anche il rinnovo degli elenchi di esperti, tra i quali scegliere mediante sorteggio pubblico. I componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi, gli ultimi approvati con apposito decreto, risalgono, continua Zambuto, a gennaio del 2012. Anche i nuovi elenchi saranno regionali e provinciali in relazione all'ambito operativo dell'ente interessato e saranno distinti per tipologie professionali. Possono chiedere l'iscrizione dipendenti pubblici in servizio o in quiescenza con almeno 5 anni di anzianità nella qualifica, magistrati in pensione, liberi professionisti in possesso di laurea e iscritti a relativi albi professionali da almeno 5 anni, docenti in servizio nelle università e nelle scuole statali di primo e secondo grado. Le istanze dovranno essere compilate e trasmesse con modalità esclusivamente informatiche utilizzando la piattaforma elenchicommissariconcorsi.regione.sicilia.it attraverso lo SPID, la firma digitale o la PEC. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Un 53enne noto alle forze dell'ordine originario di Camastra è stato denunciato per l'ipotesi di reato di minaccia nei confronti di un volontario di un'associazione antiracket. A raccontare il fatto ai carabinieri è stato proprio quest'ultimo, un 43enne di Licata, venditore porta a porta di prodotti per la casa e volontario antiracket. La vicenda si sarebbe sviluppata nella giornata di sabato, quando il commerciante è stato contattato telefonicamente con la scusa di poter acquistare un apparecchio casalingo dal 53enne. Quando si è recato a Camastra, nell'abitazione di quest'ultima, il venditore ha immediatamente capito che l'oggetto dell'incontro non era certamente il lavoro e infatti, una volta invitato a entrare in casa, il 53enne ha cominciato a schernire e minacciare il volontario dell'associazione antiracket anche con parole pesanti. Il commerciante ha così lasciato l'abitazione, si è recato dai carabinieri e ha denunciato l'accaduto. Il suo spostamento negli scorsi mesi era diventato un caso. Adesso la scultura bronze ad Endelion, donata alla città da un artista russo al centro di una diatriba, torna in piazza Don Minzoni ad Agrigento, dove l'ha voluta l'attuale sindaco Franco Miccichè. Dalla Via Duomo era stata prelevata lo scorso mese di settembre, dopo che il comune aveva ricevuto dalla soprintendenza dei beni culturali l'ordine di rimuoverlo. In origine l'opera nel 2016 era stata posizionata in via Atenea dal sindaco dell'epoca Lillo Firetto. Essendo al centro delle attenzioni dei vandali, il sindaco Franco Miccichè decise poi di spostare l'opera. Arturo Cantella. Siamo con Irina dell'associazione italo-russa che ha qualcosa da dire relativamente alla statua del Dandelion. Infatti ci troviamo qui in piazza Duomo, ricordiamo che la statua è stata spostata da via Atenea in piazza Duomo. Ecco, cosa hai da dirci, Irina? Allora, intanto io vorrei dire un po' della statua, della storia della statua, come è stata arrivata da Mosca ad Agrigento. L'associazione Italo-Russa Il Mondo Culturale nell'arco della vita di 17 anni ha fatto tanti progetti dei scambi culturali e insieme con Dario Danile, il vostro concittadino, sì, è il mio marito e padre dei nostri figli, da vita sua che ha portato l'immagine bella della Sicilia nel mondo e dal 2005 la Russia iniziò a conoscere l'Agrigento. La Russia ha apprezzato molto la nostra attività di scambio culturale tra Agrigento e Russia e quindi l'Università di Mosca ci hanno donato come ringraziamento la statua di Grigorij Potocki Odovanchik, Dandelion in italiano.
Quando l'abbiamo ricevuta, l'abbiamo fatto la proposta all'ex sindaco di Agrigento Lillo Fioretto, la proposta è stata ben accolta dall'ex sindaco e abbiamo scelto un posto bel prestigioso ad Agrigento, in via Atenea. È stata installata la statua, era venuto pure Grigori Potocki, ex console della Federazione Russa Mikhail Kolombet. Abbiamo fatto una bella festa attorno di questa scultura, sì. E poi quando attuale sindaco Francesco Micicchia mi ha fatto la proposta di spostare la statua là dal posto in via Atenea alla piazza Duomo, sì, è normale che noi siamo rimasti male, perché è stato un piacere quando io vedevo dei turisti che facevano le foto, poi mettevano su social, che fanno parte, diciamo, quando vengono qua ad Agrigento e si trovano la nostra scultura, che è il simbolo di amicizia, di comprensione tra i popoli, fratellanza. Quindi adesso, quando la statua si trova qui, e non solo questo, perché la statua è stata purtroppo mutilata, e adesso purtroppo si trova in queste condizioni, quelle che non la troviamo, le mani accorciate, manca anche un altro mano, però io vorrei dire che la statua Odovancik non è Dan De Leone, non è un pezzo di bronzo, è un simbolo di, appunto, di amicizia e di pace nel mondo, ma purtroppo diciamo, questa idea purtroppo è stata, diciamo, un po' non è che rovinata, ma un po' distrutta. Dan De Leone rimane sempre un simbolo, e anche così mutilato è un simbolo della situazione attuale in città. E con l'associazione, diciamo, russa, anche Nadia, che deve dirci qualcosa in merito alla statua. Allora, io prima volta ho visto questa statua in via Atenea e mi ha incuriosito molto, perché ho notato che è una statua di un scultore russo. L'ho guardata bene, ho mandato anche delle foto a mia mamma. E poi un giorno, passeggiando in città, in centro storico dove abito, praticamente l'ho notato, due mani attaccati a un B&B che mi ricordavano qualcosa, e mi è venuto in mente, ma forse di questa scultura. Io sono tornata in via Atenea per vedere bene questa scultura, ho notato, cioè, le mani sono uguali, e ho trovato anche due buchi dove probabilmente sono stati. E praticamente dopodiché, quando c'era iniziato questo discorso sullo spostamento della scultura, l'ho scritto su Facebook in un gruppo sotto il post, l'ho fatto notare che guardate che mancano le mani, ho pubblicato anche la foto di queste mani attaccati a un B&B. In merito sentiamo Mario Versa di Punti a Capo, che anche lui ha qualcosa da dire relativamente a questo monumento. Io ho appena ascoltato l'amica Nadia, la quale dice di avere visto le manine mozzate che adesso sono state reinstallate in maniera precisa, con una filettatura, perché diversamente non si potevano inserire, innestare, quindi faccio un plauso agli operai che hanno fatto questo lavoro. Però si nota benissimo che queste manine sono state mozzate, sono state tagliate, quindi la scultura ha perso quella che era l'originalità e ha perso la dignità e il prestigio per il quale era stata la donazione dalla Russia ad Agrigento. Comunque, detto questo, premetto che sono stato chiamato in procura perché è stata aperta un'indagine giudiziaria. Hanno interrogato me, hanno interrogato Irina, credo pure Nadia, suo marito, e non so chi altri del comune è stato interrogato. La ragione è quella, praticamente queste mani, se come dice l'amica mia erano state viste davanti al B&B, e il sindaco ha detto invece che le mani erano state tenute per 5 anni custodite da un suo amico, eccetera, la cosa, dico, è veramente oggetto di indagine, e sta cosa altrimenti dovremmo pensare che le mani ce ne sono, 2 quelle davanti al B&B, 2 quelle che ha esibito il sindaco, che gli ha dato il suo amico, ma nonostante questa abbondanza di mani notiamo che ne manca sempre una, quindi il mistero si infittisce. Adesso un chiarimento alla fine.
tutto rimane in una nebbia che spero venga portata alla luce da parte dei soggetti interessati a questo punto. Chi ha trasferito la scultura da qui sequestrata perché non era stata autorizzata, chi l'ha depositata, perché continuano a mancare mani in questa scultura, insomma è una storia che Camilleri... Un bel enigma, allora diamo appuntamento alla seconda puntata. Il maestro Camilleri ci costruirebbe un romanzo. Dopo il 2020 e il 2021, anche adesso nel 2022, la sagra del mandorlo in fiore ad Agrigento non si svolgerà a causa della pandemia. Si svolgerà invece la 10ª edizione del concorso Fotografa il mandorlo in fiore. I concorrenti dovranno fotografare i mandorli già fioriti, testimonianza della primavera anticipata non solo nella valle ma anche in città. Il concorso è organizzato da Agrigento Oggi, diretto da Domenico Vecchio, da Francesco Novara e Giada Attanasio ed è rivolto sia a fotografi professionisti che agli amatori. Una giuria qualificata sceglierà i vincitori. Tutte le fotografie contribuiranno con ampia visibilità alla promozione turistica del territorio. Domenico Vecchio commenta: anche se quest'anno per il 3° anno consecutivo la festa del mandorlo non ci sarà, possiamo sempre salutare la primavera agrigentina e festeggiare il suo arrivo con questa iniziativa. Il Consiglio regionale dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio, composta dai presidenti delle sezioni provinciali, ha eletto come suo vicepresidente vicario per la Sicilia occidentale l'agrigentino Arturo Tortorici. Tanti anni in politica, coniugati con l'impegno sociale ma anche sindacale. Da oltre 10 anni è presidente dell'Unione Nazionale Mutilati per Servizio della provincia di Agrigento. Oggi il suo ruolo si estende territorialmente. Una lettera aperta è stata inviata al Premier Draghi per la realizzazione di un aeroporto nel comprensorio dei comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. A scriverla il consigliere della 6ª circoscrizione di Messina, Mario Biancuzzo. Il ragioniere Biancuzzo chiede a Draghi di valutare la possibilità di riesumare l'accordo di programma per la realizzazione di un aeroporto civile nel territorio compreso tra i comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, denominato Aeroporto del Mela, nella provincia di Messina. Si chiede, prosegue il documento, che venga riconsiderata l'opportunità di realizzare l'importante infrastruttura già proposta dalla provincia regionale di Messina, con un accurato studio di fattibilità riconosciuto dal professor Carrer, successivamente eletto presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La realizzazione dell'opera, si evidenzia, è stata sottoscritta da più di 80.000 persone e ben 64 sindaci del comprensorio e conterebbe su un piano economico ed accordo di programma. Peraltro, tale necessaria infrastruttura sarebbe ubicata in una posizione strategica e baricentrica rispetto all'ipotetico bacino di utenza, oltre a essere facilmente collegabile attraverso la rete autostradale, statale e ferroviaria esistente. Così come l'aeroporto di Comiso sta facendo per il settore agrumicolo, rivitalizzandolo, l'aeroporto del Mela, se realizzato, continua il consigliere della 6ª circoscrizione di Messina, servirebbe alle imprese florovivaistiche presenti nel territorio, oltre che soprattutto uno sviluppo turistico, economico e sociale di tutta l'isola, e valorizzerebbe ancora le più vicine isole Eolie, dichiarate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, darebbe al territorio e all'accoglienza turistica e darebbe la possibilità di creare un polo turistico mediterraneo sfruttando la naturale predisposizione di questo territorio, affrancandosi dalla dipendenza da Catania sempre più lontana dal comprensorio messinese, difficile da raggiungere causa fatiscenti infrastrutture che la collegano. Il consigliere Biancuzzo chiede al Premier di porre in essere tutte le iniziative utili e necessarie alla realizzazione dell'aeroporto del Mela. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.